Ci vogliono 72 minuti per formalizzare il successo di Saugella Monza contro la Golden Tulip Volalto Caserta. Troppa la differenza di valore in campo nel 3-0 finale, ma per le campane piove anche sul bagnato, visto che alla vigilia abbandona anche Castagneda e soprattutto nel primo set l'acquisto più atteso, Greta Cicolari, si infortuna seriamente alla caviglia, ponendo fine anticipatamente al match. La gara dice poco, con Monza che si aggiudica i parziali a 7, 11 e 14 punti. Non ci sono per infortunio Scorupa e Meiners e coach Parisi dà spazio a Squarcini, meritata MVP alla fine con 13 punti, Obossa, Bonvicini e Mariana. Plummer è la miglior realizzatrice della serata con 16 punti. Per Caserta Malcangi prova anche a mischiare le carte, raccogliendo il possibile, cioè un'ottima prestazione di Ghilardi, una sempre lucida Dalia ed Harris al corrente alternata, schierata anche come opposto. Le ragazze della Volalto ci provano e aggrediscono bene la gara, soprattutto nel terzo set. Saugella torna al successo interno dopo 2 KO e raccoglie la seconda vittoria di fila. Caserta invece è ancora secco di set nel ritorno, ma lo spirito non è mancato.